Candidate al titolo di Miss Veneto 2020, mi fate passare, posso? Grazie, bellissime, eccole qua, le grandi protagoniste di questa serata qui in piazza Aurora a Jesolo. Che bello ritornare con una serata di Miss Italia, che bello ritornare con la finale di Miss Veneto. E che bello rivedere in presenza, come si dice, queste bellissime ragazze che si sono aggiudicate nel corso di questi 2 o 3 mesi, perché siamo riusciti comunque a fare le selezioni che abbiamo organizzato in regione. Per noi è davvero un grande piacere e anche un'emozione tornare in questa piazza, perché ovviamente ci legano dei ricordi straordinari. E a questo punto c'è una prassi che va seguita, perché sapete che c'è una Miss Veneto in carica, che è la Miss Veneto 2020, che andrà a cedere la corona alla nuova Miss Veneto, però sul palco abbiamo degli ospiti che io vorrei andare a presentare. Inizierei subito con il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Prego sindaco. Michele, buonasera. Finalmente piano piano stiamo ritornando alla normalità. Abbiamo saltato l'anno scorso, quest'anno cominciamo a fare qualcosa, tra cui questa finale, che sicuramente è una cosa che facciamo da tanti anni qua in questa piazza e che ci manca. Poche sere fa, 2 sere fa, abbiamo fatto proprio in questa piazza, abbiamo dedicato la serata che abbiamo dedicato un tratto del nostro lungomare a Deborah Compagnoni, e quindi purtroppo ci mancano tutte le serate musicali di moda, sfilate che facevamo quasi tutte le sere in questa piazza, ma anche nelle nostre piazze di Jesolo Lido. Speriamo che il prossimo anno di ritornare completamente alla normalità. Questa sera dobbiamo comunque mantenere una certa distanza, quindi come hai fatto tu prima io invito anche le persone che non sono all'interno di usare la mascherina, magari si sente tutti vicini, perché cerchiamo di controllarci un po' tutti. Quindi volevo, prima di iniziare la serata, ringraziare e salutare tutti i nostri ospiti, che sono tantissimi, che stanno frequentando quest'anno Jesolo, ma anche questa zona, e quindi una buona serata, un buon spettacolo e tanti auguri alle nostre ragazze, e dopo prendetela come un gioco, intanto poi comunque qualcuna vincerà, e tanti auguri per il vostro futuro lavorativo in qualunque campo sia, perché non è solo se qualcuno non riesce ad andare nella moda, nello spettacolo, ma ci sono tante altre cose da fare nella nostra bella Italia. Grazie a tutti e buona serata. Allora, signor Sindaco, lei sa che c'è un rito a inizio di questa serata, che c'è la Miss Veneto in carica, che consegnerà a Paola Rizzotti, la responsabile agenzia modashow.it, la responsabile esclusivista di Miss Italia in Veneto, la corona, che poi a fine serata sarà posta sul capo della vincitrice. Con noi Miss Veneto 2020 Francesca Tofanin. Vieni Francesca!
5 video migliori, poi a livello nazionale una commissione ha scelto la migliore di ogni regione e per il Veneto hanno scelto lei, Francesca. Francesca, adesso quella corona tra le lacrimucce verrà consegnata a Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it. Vieni Paola. Paola dispiace, però poi piacerà metterla sul capo della nuova Miss. Francesca, chi lo fa? Lo fa Paola? Questa corona viene conservata nel camerino fino al termine della serata. Signor Sindaco, buon divertimento innanzitutto, la invitiamo ad accomodarsi in prima fila vicino alle due Miss. Sì, grazie. Francesca, noi ci vediamo dopo? Prego, puoi rientrare. E poi abbiamo anche una sorpresa, perché non c'è solo poi Paola Rizzotti sta rientrando di corso nel camerino, ovviamente, come tutte le registe, ovviamente, vanno nel camerino. Voi ragazze potete rientrare se volete, perché vi aspettiamo una ad una per le presentazioni. Un applauso per loro. Spero che si vada bene. Allora, cosa accade a questo punto? 36 concorrenti in gara, le abbiamo viste, sfileranno già con il body. Ci tengo a dire, come avviene sempre in ogni finale regionale, magari ci sono degli affezionati che ci hanno seguito anche negli anni precedenti, la giuria, anzi c'era anche del pubblico oggi che ha assistito, la giuria si è riunita già nel pomeriggio, perché era giusto che per una finale così si rivedesse le ragazze con tutta la calma possibile, le rivedesse, le ragazze si sono presentate a loro, poi avevamo il supporto del maxi schermo che adesso purtroppo per voi fa vedere me, però poi vedrete il volto di queste bellissime ragazze, e quindi la giuria ha apprezzato anche quella che è la resa fotografica e televisiva, e quindi è stato un lavoro importante. Adesso loro sono qui per riguardarle ancora qualche istante, ma insomma direi che il grande lavoro è già stato svolto. Ci tengo a dirlo per trasparenza, ovviamente, come facciamo noi di Miss Italia. Dicevo, avremo delle sorprese nel corso della serata, avremo degli ospiti, ma io credo sia il caso di iniziare di conoscere le nostre 36 candidate al titolo. Voglio fare un saluto agli amici di GD Ferro sulla pagina GD Ferro Team di Facebook, che probabilmente siamo in diretta, quindi li salutiamo. Questo applauso vi arriva da Piazza Aurora di Jesolo e grazie a coloro che ci seguono. Bene, siete pronti? Che dite, possiamo cominciare? Dai, iniziamo dalla concorrente numero 1. Prego, io mi metto in questo angolino perché sono loro a prendere possesso del palcoscenico. Prego, vieni concorrente numero 1. Preciso che le ragazze hanno la mascherina per parlare davanti al microfono, poi ovviamente sfileranno senza. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 18 anni e vengo da Dolo e nella vita sono una studentessa di estetica. Concorrente numero 1, si sfila la mascherina e vai! La numero 2, prontissima, io non svelo nulla di loro, voglio che si presentino. Buonasera a tutti, sono Aurora, ho 19 anni, vengo da Bussolengo in provincia di Verona e nella vita gioco a pallavolo in Serie B. Siamo pronti per accogliere la concorrente numero 3. Buonasera a tutti, sono Virginia, vengo da Torre di Quartesolo in provincia di Vicenza, ho 28 anni, sono laureata in economia e faccio anche la reporter di viaggi.
4. Buonasera a tutti, sono Beatrice, ho 23 anni, abito a Saccolongo in provincia di Padova e nella vita, sono quasi architetto, manca poco alla laurea magistrale. Molto bene Beatrice, lei concorre con il numero 4. Bene, grazie. Andiamo con la prossima, che è la numero 5. Ciao a tutti, mi chiamo Samantha, abito a Fossò in provincia di Venezia, ho 19 anni, mi sono appena diplomata, lavoro come impiegata e mi sono iscritta alla facoltà di diritto dell'economia. Andiamo con la concorrente numero 6. Buonasera, il mio nome è Gloria, ho 23 anni, vengo da Salzano, sono mamma e lavoro come hostess. Molto bene, andiamo con la prossima, che è la numero 7. Buonasera a tutti, sono Serena, ho 20 anni, vengo da Cavaglione in provincia di Verona, studio biotecnologie e sono make-up artist. Andiamo con la prossima, la numero 8. Eccola qui. Buonasera a tutti, sono Erika, ho 19 anni, vengo da Aspresiano in provincia di Treviso e nella vita sono una studentessa della facoltà di farmacia. Andiamo a conoscere la concorrente numero 9. Buonasera a tutti, io sono Beatrice, ho 19 anni e vengo da Mira e nella vita studio lingue.
Grazie Beatrice, andiamo con la prossima, stavo per dire il nome, no? No, la numero 10, vieni. Buonasera a tutti, io sono Giulia, ho 23 anni, vengo da Mestre e studio recitazione alla Scuola Nazionale di Cinema a Firenze. Infatti il mio sogno è diventare un'attrice. E andiamo con la concorrente numero 11. Buonasera a tutti, mi chiamo Vevei, ho 20 anni, abito a Montebelluna in provincia di Treviso e nella vita faccio la modella. Qui abbiamo la numero 12. Buonasera a tutti, io sono Chiara, ho 23 anni, abito a Campagnoluppia in provincia di Venezia. Nella vita mi sto laureando in scienze sociologiche, però mi vorrei specializzare in criminologia. Nel frattempo sono anche un'insegnante di ginnastica artistica e sono una fotomodella. Pronta la numero 13? Buonasera a tutti, sono Giorgia, ho 18 anni, vengo da Ceggia, un piccolo paesino in provincia di Venezia e nella vita sono una studentessa, frequento il quinto anno delle superiori indirizzo moda. Grazie Giorgia, numero 13. Ed è prontissima anche la numero 14. Vi invito amici a usare anche voi le mascherine, voi che siete state. Prendete esempio da loro, guardate che bel esempio che danno loro, vai. Buonasera a tutti, io sono Jennifer, ho 23 anni, vengo da Vazzola in provincia di Treviso. Nella vita sono una studentessa di mediazione linguistica e nel frattempo faccio anche la barista.
Buonasera a tutti, io sono Giulia, ho 22 anni, vengo da Marino di Piave e nella vita faccio l'assicuratrice. Andiamo con il numero 16. Buonasera a tutti, sono Marianna, ho 21 anni, vengo da Sernaglia della Battaglia e nella vita studio design industriale. Ci sei con il numero 17, sì. Buonasera a tutti, io sono Carla, ho 21 anni, vengo da Favaro Veneto in provincia di Venezia, ho studiato lingue straniere e al momento faccio la commessa. E andiamo a conoscere il numero 18. Buonasera a tutti, io sono Francesca, ho 19 anni, vengo da Verona e nella vita mi sono diplomata all'Istituto Commerciale di Verona. Della concorrente numero 19. Buonasera a tutti, sono Isabella, ho 22 anni, vengo da un paesino in provincia di Treviso, da Treviso Ligo, nella vita studio giurisprudenza e lavoro in uno studio linguistico. Numero 20, prontissima anche lei. Buonasera a tutti, sono Morena, ho 24 anni, vengo da Mestre e nella vita lavoro nel centro estetico.
21. Buonasera a tutti, sono Martina, ho 19 anni e vengo da un paesino in provincia di Vicenza che è a Noventa Vicentina. Nella vita faccio la barista e gioco a pallavolo. Anche la numero 22. Buonasera a tutti, sono Anna Vittoria, ho 19 anni e vivo a Treviso. Nella vita sono una studentessa, studio danza classica e contemporanea da 12 anni e sono una volontaria presso il Gattilenta di Conegliano. Ed ora è la volta del numero 23. Buonasera, sono Benedetta, ho 21 anni e vengo da San Giovanni Lupadotto. Nella vita sono una studentessa ed un'allenatrice di ginnastica ritmica e cheerleading. Numero 24. Buonasera, sono Natalia, ho 23 anni e abito a Dolo e nella vita studio digital marketing. C'è la numero 25. Buonasera a tutti, sono Emily, ho 22 anni, vengo da Pontelongo, studio scienze della comunicazione e come lavoro faccio la barista presso un chiosco sulla spiaggia. La prossima concorrente, la numero 26. Buonasera a tutti, sono Deborah, ho 22 anni, abito a Zellarino. Nella vita sono una commessa presso Prima Donna Collection e a settembre inizierò la facoltà di Scienze della Comunicazione.
cartella numero 27. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia, ho 24 anni, vengo da Mestre e nella vita studio conservazione dei beni culturali. Molto bene. Con la prossima, la 28. Buonasera a tutti, io sono Diletta Tosetto, ho 19 anni e vengo da Cittadella in provincia di Padova. Da poco mi sono diplomata in architettura al liceo artistico e ora proseguirò i miei studi alle Belle Arti di Venezia. Quindi andiamo a conoscere la concorrente numero 29. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 19 anni, vengo da Brogliano in provincia di Vicenza e sono iscritta al corso di Economia, Imprese e Mercati Internazionali. Ora è la volta del numero 30, ovviamente. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 20 anni, vengo da Lion di Atinasio in provincia di Padova e studio organizzazioni internazionali e diplomatiche. Quindi Buonasera a tutti, io sono Benedetta, ho 18 anni, vengo da San Bonifacio in provincia di Verona e quest'anno frequenterò l'ultimo anno di liceo linguistico. numero 32 è prontissima. Buonasera a tutti, sono Alessandra, ho 22 anni, vengo da Campodarsico in provincia di Padova e sono una studentessa, studio sicurezza igienico-alimentare.
conoscere la concorrente numero 33. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui stasera. Io sono Vanessa, ho 20 anni e vengo da Marone. Attualmente sto studiando lingue per relazioni internazionali nell'Università di Brescia e niente, grazie mille per l'attenzione. La 4, 3, 4. Buonasera a tutti, sono Irene Cappelletti, ho 18 anni e sono di Vicenza. Attualmente studio al liceo economico sociale, ho appena terminato il 4º anno, ma già quest'anno ho tentato l'esame per l'università di ammissione e inoltre studio recitazione. La numero 35, ma certo non vedevo loro riuscire. Buonasera, sono Nicole Cogo, vengo da Padova e ho 23 anni. Nella vita studio ingegneria gestionale a Padova. Anzi, mi permetto di dire questo gran bel gruppo di concorrenti per Miss Veneto, la numero 36, lei. Buonasera a tutti, mi chiamo Carolina, ho 20 anni e vengo da Chiampo, un paesino in provincia di Vicenza. Nella vita faccio l'impiegata in una ditta nell'ufficio acquisti, ma la più grande passione mia è quella per le recitazioni. Infatti dal 2014 frequento una compagnia teatrale e ho anche frequentato un'accademia di recitazione. Facciamo un applauso per i nostri 36 concorrenti. Io adesso questo qui lo spostiamo perché non ci serve e lascerei anche il microfono al nostro tecnico, così poi servirà quando arriveranno altri ospiti che dovranno salire sul palco. Sul palco si fa anche questo, ci mancherebbe. Abbiamo visto le 36 concorrenti, adesso le rivedremo a gruppi di 6, però io vorrei ringraziare e presentare i giurati, che io ringrazio anche perché hanno dedicato molto tempo oggi pomeriggio a queste ragazze, quindi siete stati davvero molto gentili e generosi nei loro confronti. Io li vado a citare in ordine assolutamente di apparizione, per noi sono importanti tutti quanti, quindi non è una scaletta in ordine di importanza, ma proprio in base a come io ho preso gli applausi. Abbiamo Andrea Rossi Tonon, giornalista, poi abbiamo Sofia Luisa dell'ufficio comunicazione iat.iesolo.it, poi abbiamo Mario Bars del comitato Aurora Eventi. Sapete che il comitato Aurora sono quel comitato che insomma contribuisce nell'organizzazione anche tecnica, logistica delle manifestazioni, quindi grazie anche a loro. Poi abbiamo Nello Bortoluzzo,
persona che è stata molto impegnata nell'organizzazione di eventi. Poi abbiamo tra le produzioni esclusive dell'agenzia Modashow.it, esclusivista di Miss Italia in Veneto, un concorso per stilisti che Modashow.it produce, e noi questa sera abbiamo l'onore di avere una delle stiliste che quest'anno hanno preso un premio speciale, che è Virginia Milan di Milano, quindi anche qui della zona, e quindi l'occhio di una stilista in una giuria così importante è sicuramente un piacere. E poi abbiamo Antonella Tiozzo. Gli amici di Tiozzo sono qui questa sera perché noi le prime selezioni, gli amici Tiozzo sono qui perché la prima selezione ufficiale in Veneto quest'anno l'abbiamo fatta nella loro bellissima struttura che è le Tegnue Bici Sottomarine, quindi ci faceva piacere avere questo collegamento tra la prima e avervi nella finale, quindi grazie davvero. E poi abbiamo, fate l'applauso, ma fatelo, guardate che siamo felici noi qui dell'applauso. E poi abbiamo un giornalista, è giovane ma io mi permetto di definirlo storico di Miss Italia, lui è un giornalista del Gazzettino, che ne parlavamo prima, sono 19 anni che segue Miss Italia, quindi Michelangelo Cecchetto, grazie davvero Michelangelo per essere qui con noi. Bene, vi ho presentati e davvero vi ringrazio. Poi vorrei fare un altro ringraziamento, è un amico che oggi pomeriggio ha portato il sostentamento per le ragazze, grazie a Mario Barsi e al comitato, mi hanno detto di ringraziare, lo faccio molto volentieri. Qui dietro di noi c'è il supermercato Maxim. Oggi pomeriggio sono stati generosissimi, sono arrivati, noi avevamo già qualcosa da mangiare, un po' di acqua, loro preoccupati di tutto questo sono arrivati per le ragazze e hanno fatto veramente un bellissimo dono, grazie, facciamo un applauso anche a loro. Questo è il bello dell'ospitalità di Jesolo, vedete, questo è il bello di essere qui a Jesolo. Bene, a questo punto, come è successo oggi con la giuria, le rivediamo anche questa sera a gruppi di 6. Loro si schiereranno tutte e 6 avanti, poi 3 alla volta andranno avanti. Io mi metto sull'angolo come al solito. Che ci volete fare il presentatore? Facciamo un applauso ai signori della sicurezza, ai responsabili, perché guardate che fanno sempre un lavoro prezioso. Quest'anno lo fanno ancora di più, veramente collaboriamo con loro davvero, perché diamogli una mano a svolgere al meglio la loro attività. Siete pronte? Dalla 1 alla 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui!
13, 14, 15, 16, 17 e 18. Gruppo 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Natalia, stai al centro, stammi lontana Natalia, perché Natalia ha deciso di festeggiare oggi il suo compleanno qui in piazza Aurora a Jesolo con la finale di Miss Veneto. È il suo compleanno e compie 23 anni. Auguri da parte di tutti voi. Il prossimo gruppo 25, 26, 27, 28, 29, non vi dico che vi offre da bere a tutti perché è un po' impegnativa la cosa, però insomma. Ultimo gruppo 31, 32, 33, 34, 35 e ovviamente la numero 36.
molto bene, molto bene, molto bene. E io prima di andare a presentarvi quello che accadrà fra qualche istante vorrei ricordare degli amici di Miss Italia che sono Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligominerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta a eliminare le scorie liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute da sempre, l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Miss Italia e Rocchetta, un binomio di successo. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori. Plin plin, come fa il famoso spot. Poi abbiamo B-Match, hairstylist ufficiale di Miss Italia. B-Match è presente sul mercato da oltre 10 anni con servizi e prodotti per parrucchieri, centri estetici e spa, la novità del settore della bellezza e del benessere. La mission di B-Match è diffondere la cultura del bellessere insito in ciascuno di noi. Si sposa alla perfezione con l'ideale di bellezza di Miss Italia, una bellezza autentica, semplice e naturale. Gli hairstylist ufficiali di Miss Italia sono gli ambasciatori del bellessere B-Match, saloni all'avanguardia che si prendono cura dell'immagine delle proprie clienti e del benessere dei loro capelli, grazie all'innovativo dispositivo OxyStation e a prodotti cosmetici professionali. Grazie anche agli amici di B-Match. Io, come ho detto prima, vorrei ringraziare Erika insieme alla signora Arianna che sono state preziose oggi pomeriggio. Poi magari faremo un'ulteriore presentazione di loro e poi ovviamente alle nostre spalle questa corona, la corona che viene offerta da Miluna, altro partner storico di Miss Italia, al quale rivolgerei un bel applauso come a Rocchetta, come a B-Match. E noi lo facciamo in tutte le serate. Portiamo anche un saluto da parte della nostra patron Patrizia Mirigliani, che magari ci sta seguendo attraverso i social, chi lo sa. Grazie Patrizia, perché quest'anno lei ha voluto comunque essere presente nel 2020 con Miss Italia, come abbiamo detto, e Francesca Toffanin è sicuramente l'esempio e la testimone. E poi nel 2021 ha detto ok, proviamo a fare qualche selezione, ritorniamo nelle piazze con le dovute precauzioni, con le dovute cautele, e vi dirò una cosa, io lo dissi l'anno scorso, qualche selezione siamo riusciti a farla. Queste ragazze sono straordinarie, guardate, nel camerino è un momento dove le ragazze anche si confidano tra loro, si scambiano i rossetti, i trucchi. Adesso invece sono molto inquadrate, perché ovviamente questo viene richiesto dal momento che stiamo passando, ma io vi chiedo una cortesia, un grande applauso per tutte le ragazze, perché sono bravissime in camerino. Io faccio i complimenti ai genitori, al loro senso di grande responsabilità, e quindi ci fa davvero molto piacere. Quindi anche grazie a questo siamo in fondo, grazie a comuni, a città come Jesolo che danno la possibilità di fare questo, e grazie anche a queste ragazze. Patrizia Mirigliani ha avuto anche quest'anno il coraggio di portare avanti Miss Italia con la determinazione e la grinta che solo lei riesce ad avere. Quindi grazie Patrizia, e ti salutiamo se magari ci stai seguendo, non si sa mai. Grazie. Bene, allora io vi avevo detto che le ragazze sarebbero state protagoniste, le nostre concorrenti, di un momento dedicato alla moda mare. Loro sono prontissime nel dietro le quinte, e quindi andiamo a rivederle con i costumi da bagno attualissimi, quelli che magari voi potreste sfoggiare nella spiaggia qui di fronte a noi a Jesolo. A voi!
Resto sempre così, non esco in costume, state tranquilli, non scappano mai. Immagino che l'applauso sia per loro. Grazie davvero, ma sapete che a voi magari sembra strano, ma noi ci emozioniamo nei dietro le quinte, perché abbiamo condiviso non solo le serate, che vabbè, insomma, la serata è un momento di spettacolo dove siamo tutti concentrati, dove in fondo è il nostro lavoro, ma guardate che oggi abbiamo fatto un briefing con le ragazze oggi pomeriggio e eravamo un po' tutti emozionati, perché noi questa sera si chiude un percorso in realtà per questo 2021 con Miss Veneto. Poi insomma con le ragazze si instaura anche un rapporto, non dico di amicizia, però insomma di cordialità, ecco, diciamo così, ed è una bella cosa, questa è una bella cosa, quindi stasera c'è un po' di emozione, gioia, allegria, però anche molta emozione. Io vorrei ringraziare, l'ho detto prima, parlavamo di Vimace, due amiche, mi permetto di definirle così, che sono parrucchiera Erika di Sottomarina, e qui abbiamo Erika e Mattia, grazie, un applauso per loro. E poi abbiamo Estro Professione Immagine di Dogaletto di Mira, Arianna, loro hanno fatto un lavoro prezioso sulle ragazze, perché oggi pomeriggio sono state qui, si sono dedicate a loro, e vi posso garantire che andare da Erika e da Arianna non è solo un momento per farsi i capelli per l'ultimo ritocco, ovviamente, perché sarebbe impossibile, la loro maestria non possono dimostrarla in così pochi minuti come hanno per ogni ragazza, però c'è quel momento in cui la ragazza si rilassa, si confida, e quindi questo è un grande lavoro che voi fate, non solo sulla conciatura, ma proprio questo momento che le ragazze hanno con voi. Io sono contento di avere qui le Miss che andrò a presentarvi. Sono due, perché nel 2019 in questo palco è stata presentata e premiata la Miss Veneto 2019. Nel 2020, l'abbiamo detto, non si è potuta fare la Miss Italia tradizionale, è stata fatta attraverso un meccanismo online, però in presenza alla finale una rappresentante per ogni regione, quella è stata fatta in un auditorium al chiuso, solo in diretta streaming. Solitamente noi abbiamo sempre invitato sul palco la Miss dell'anno precedente, quindi in teoria avremmo avuto solo quella del 2020, però la Miss del 2019 doveva tornare a salire in questo palco a Jesolo, perché qui è stata premiata, e allora sapete cosa abbiamo fatto? Le abbiamo chiamate tutte e due. Con noi Elisa Chechin, Miss Veneto 2019, e Francesca Toffanin, Miss Veneto 2020. Per Elisa Chechin è un ritorno su questo palcoscenico. Francesca Toffanin è un nuovo arrivo, l'abbiamo vista prima, però un nuovo arrivo su questo palco, visto che lei ha fatto tutte le cose online, tutte le cose streaming. Fate la sfida, dai, una alla volta, prego, prima la sfida, anche se col microfono non è proprio l'accessorio, però insomma voglio vedervi sfilare. Poi la Miss che quest'anno ci ha rappresentato al meglio, che è Francesca, la Miss del 2020, che sta facendo un ottimo lavoro in questo periodo. Ne voglio approfittare ovviamente per far loro un paio di domande, perché insomma averle qui ne devo assolutamente approfittare. Io partirei, cosa dice Francesca? Cominciamo dalla più vecchia? Cominciamo visto come consigli, sì, molla la più vecchia. Dalla Miss Veneto 2019, ritornare su questo palco, non si poteva non fare, Elisa. Cosa ti ricordi di quella serata? Ho ricordi sfocati, nel senso che è stato davvero tutto magico, ed essere qui, io dicevo anche a Paola prima che quando mi avete chiesto, mi avete invitata, per me è stato davvero un onore, sono davvero contenta di essere qui, perché per me è un posto che ha cioè nel mio cuore
e mi ha dato tanto, perché ho sempre detto che comunque Miss Italia mi ha un po' scombussolato la vita e che ancora adesso è un attimo in via di costruzione, diciamo, ed è partito tutto da qui, perché è stato tutto così inaspettato, ma tutto così bello e sono davvero contenta. Ha ancora gli occhi lucidi, lo vedo. Elisa, senti, io ti chiedo, abbiamo due protagonisti di due Miss Italia completamente diverse. Elisa ha fatto le serate dal vivo, come quelle di questa sera, sei stata protagonista di 20 giorni di prefinali nazionali, della finale nazionale, una diretta straordinaria qui da Jesolo su Rai 1, nel palazzetto dello sport. Avevo paura di sbagliare il nome dello sponsor, allora mi sono fermato a questo, non volevo fare delle gaffe, scusate, mi ricordavo il vecchio nome ma ho paura sia cambiato, allora per dovere di cronaca io preferisco chiamarlo palazzetto dello sport. Avete capito di cosa? Dove c'è quella bella ruota, ecco, e adesso c'è una bellissima mostra di sculture di sabbia, se non l'avete ancora visitata fatelo. Tu sei stata protagonista della tradizionale Miss Italia, ok? Prefinali, la finalissima, la diretta su Rai 1, cosa ricordi di quelle giornate comunque impegnative? Allora, io ricordo tanta condivisione e gli abbracci con le altre Miss che ad oggi sento ancora, ci sentiamo sempre, quando forse ci troveremo anche a breve, perché ci troviamo a vivere probabilmente nella stessa stanza, quindi ricordo proprio gli abbracci, la condivisione 24H, la colazione assieme, proprio le piccole cose che erano diventate quotidianità. Dopo 2 settimane per me loro erano la mia quotidianità, mi svegliavo con loro e andavo a letto con loro, quindi è stato proprio 15 giorni che li ho sentiti come un mese, perché mi hanno regalato tanto. Poi l'esperienza comunque televisiva, i ritmi che erano diversi da quelli a cui ero abituata, è stato davvero molto molto bello. Grazie. Perché ti è cambiata la vita Miss Italia? L'hai detto? Perché allora io sono arrivata qui nel 2019 e dovevo ancora laurearmi, quindi nel corso di tutti questi mesi mi sono laureata, però ho deciso un po' di inseguire un po' i miei sogni, quindi la mia vita è stata un po' scombussolata e ora sono in fase di costruzione, sto pian piano mettendo quei tasselli che forse dovevo mettere un po' prima. Però comunque sono contenta di come stanno andando le cose, io ce la sto mettendo tutta e chi vivrà vedrà. Ero la ragazza dei 1000 piani, 1000 programmi, tutto così deve andare, ma alla fine ho capito che la vita è un po' diversa, devo un po' prendere le cose con più serenità e affrontare pian piano quello che la vita mi riserva, perché io non posso programmare niente, ma è bello così, insomma. Ragazzi, bel applauso per Elisa Checchin, grazie Elisa. A me piace sentire parlare, perché in fondo le ho viste comunque nascere su questo palcoscenico e vederle così sicure e determinate per me è davvero una grandissima soddisfazione. Francesca, Miss Veneto 2020, Miss Italia 2020, quindi questa avventura completamente diversa dal solito. Però anche a te ha lasciato molto, raccontaci un po' com'è andata la tua esperienza. Beh, prima di tutto vorrei dire buonasera a tutte le persone che sono qui questa sera in Piazza Aurora. Per quanto riguarda la mia esperienza a Roma, sono stati 4 giorni veramente intensi. Ovviamente non ho vissuto l'esperienza che ha potuto vivere l'Elisa, però di quei 4 giorni mi sono portata a casa tantissime risate, tantissimi sorrisi e tantissime esperienze che mi resteranno per tutta la vita. Come ti ha cambiato, se ti ha cambiato e come ti ha cambiato Miss Italia? Il tuo percorso è di qualche mese ovviamente, quindi magari si vede nel tempo, però come è cambiato? Come ti ha cambiato Miss Italia in realtà? Beh, sicuramente sono molto più sicura di me stessa, sia ovviamente nell'ambito di portamento, ma soprattutto nella mia vita privata. Sono molto più sicura di me perché Miss Italia mi ha dato tanto, mi ha tolto anche tanto, come ad esempio questa sera, perché dovremo cedere ovviamente questo titolo, però sono molto molto più sicura di me. Notate che lo cede lei, però per non mollarlo del tutto dovremo, cioè l'ha diviso con Elisa, non so che avete notato la sottile ironia. No, perché è giusto che comunque lei l'anno scorso non ha potuto vivere l'esperienza e perciò par condicio. È bello essere a fianco a lei, dai che litigano, dai che le lasciamo. Non l'avevo mai vista e quindi è davvero un bel momento per noi, insomma. No, beh, insomma, io lo dico sempre, tu resterai sempre Miss Veneto 2019 e tu resterai sempre Miss Veneto 2020. Cosa stai facendo invece adesso? Da 2 anni a questa parte sto intraprendendo un percorso radiofonico
che ovviamente spererò di portare a termine, e se la tua domanda è cosa vorrò fare da grande, sicuramente non posso che risponderti magari di poter sfondare anche nel mondo della televisione. Beh, insomma dai, un po' di impegno, un po' di studio, perché no, ce la potrebbero fare. Io voglio ricordare anche una cosa, adesso mi è venuta in mente, il sindaco si ricorda sicuramente, la sera del 2019 abbiamo vissuto un bellissimo momento con Antonio Fantin, che è un campione paralimpico di nuoto. In questi giorni ho impegnato alle Olimpiadi di Tokyo, ieri ha vinto una staffetta a medaglia d'argento e l'abbiamo avuto qui su questo palco, forse Elisa se lo ricorda, è stato un momento bellissimo, avevamo lui sul palco ospite con tutte le ragazze sedute per terra intorno a lui che ci raccontava la sua esperienza. Il sindaco ricorderà sicuramente quel momento, quindi un grande in bocca al lupo ad Antonio Fantin che arriva qui da Piazza Aurora Jesolo, perché adesso mi è venuto in mente questo flash bellissimo di quella serata. Bene, allora decidete voi chi poi andrà ad assegnare i titoli a questo punto, parlatene con la Paola, sicuramente il sindaco ci sarà, però non litigate questa cessione della corona, perché tanto dovrete affrontare anche questo momento. Elisa, mi ha fatto davvero tanto piacere riportarti qui e ripeto, ti sei sentita con la Paola, tu non potevi mancare su questo palco perché era doveroso che tu ritornassi, e ovviamente Francesca Toffanin, da titolata di Miss Veneto, non poteva mancare. Grazie, grazie davvero e complimenti. Un applauso per loro. Sfilate insieme, dai, adesso insieme, vai. No, abbraccio, io prego. Vediamo dopo le premiazioni, non scappate. Ci sono già questa sera delle prefinaliste nazionali, quindi ragazze che si sono aggiudicate delle finali regionali che si sono svolte in Veneto ovviamente in queste settimane, direi in questa ultima decina di giorni in realtà, perché noi quest'anno abbiamo appena si è potuto, siamo subito partiti con le selezioni, perché poi io lo dico, c'era tanta voglia di Miss Italia, cioè c'era veramente voglia di ritornare sul palco, ma non solo da parte nostra, facciamo questo lavoro, per noi il regalo più bello è vedere le persone su una piazza così allegre, così gioiose, ma anche da parte delle ragazze, da parte delle città che volevano tornare ad ospitare Miss Italia, e quindi noi in questi ultimi 2 mesi e mezzo siamo riusciti a concentrare molto di quello che poi si faceva nel tempo più dilatato di qualche mese, e questa ultima settimana, 10 giorni, siamo riusciti a concentrare le finali regionali, quindi ne abbiamo delle prefinaliste nazionali che io vi vado a presentare. Ricordo che sono tutte in gara per Miss Veneto, poi se dovesse vincere Miss Veneto una ragazza che è già una prefinalista, ovviamente avviene un ripescaggio, altrimenti tutto resta invariato, e io vorrei andare a presentarvele una ad una ricordando anche le città che hanno ospitato le finali. Cominciamo con Miss Eleganza Veneto. Lei è Erika Di Liberto di Spresiano, provincia di Treviso, è stata eletta nella bellissima Piazza Canova a Possagno in provincia di Treviso. Vai con la tua sfilata. Abbiamo Miss Cinema Veneto, lei è Nicole Cogo. E sempre ieri sera abbiamo assegnato anche il titolo di Miss D-Match Veneto, andato a Beatrice Vallin di Saccolongo, provincia di Padova.
Miss Miluna Veneto. Lei è Martina Buttaci di Noventa Vicentina, provincia di Vicenza. Miss Rocchetta Bellezza Veneto invece è Carolina Zaupa di Chiampo, provincia di Vicenza. Siamo andati a Limana, in provincia di Belluno, dove è stato assegnato il titolo di Miss Sport Veneto. Deborah Pattarello di Zelarino, provincia di Venezia, e lei Miss Sport Veneto. Bene, ed ora l'ho detto, avremmo assegnato anche il titolo di Miss Sorriso Veneto, altro titolo regionale che consentirà alla vincitrice di accedere alle prefinali nazionali. Ovviamente Miss Sorriso viene assegnato a tutte le ragazze, ad esclusione di coloro che hanno già vinto questi titoli regionali. Quindi inviterei le concorrenti a ritornare tutte sul palco quando dietro si è un attimo sistemato il traffico, perché ci sono i vigili che controllano giustamente la polizia municipale, il traffico nelle strade. Poi noi nel camerino abbiamo delle validissime collaboratrici che curano il traffico nel camerino, quindi ci sono tutta una serie di incastri. Ci siete tutte le concorrenti, prego tutte sul palco, venite coloro che sono in lizza per il titolo di Miss Sorriso Veneto. Un po' di musica e andiamo, eccolo. Adesso invitiamo il sindaco Valerio Zoggia con la fascia di Miss Sorriso Veneto e credo arriverà con Elisa Checchin, la Miss Veneto 2019. Ci sono? Sì, stanno arrivando, armati di fascia e coro, stanno arrivando, sì, arrivano. Tutto l'occhio ogni tanto dietro, si vede, diamo un'occhiatina a quello che succede. Venite, venite! Rivediamo il sindaco, rivediamo Elisa con la corona. Miss Sorriso Veneto se lo aggiudica la concorrente numero 19, Isabella Gila. Dov'è? Scusa, noi stiamo lontani, ci fai vedere il sorriso?
Togliti la mascherina. Scusa, vai con una passerella, Isabella Gila e Miss Sorriso. Isabella è un po' emozionata. Grazie, potete rientrare ragazzi, noi ci vediamo dopo. Grazie Isabella, prego, potete rientrare, rientrate tutte. Grazie Sindaco, ci vediamo dopo. Grazie Elisa, ci vediamo più tardi per le premiazioni, perché si sta avvicinando il momento nel quale andremo a premiare la nostra Miss Veneto. Richiamiamo tutte le concorrenti perché siamo pronti per il finale, momento in cui sarà assegnato il titolo di Miss Veneto 2021. Eccole, le 36 grandi protagoniste di questa serata. Ok, chiamiamo il sindaco Valerio Zoggia sul palco con la fascia di Miss Veneto, sindaco di Jesolo. E io credo, sindaco, che una parola sia importante. Ci ha già portato il saluto all'inizio, però anche adesso ci fa molto piacere se porterà un altro saluto dopo questa serata. Sì, Michele, grazie. Io volevo prima di tutto ringraziare e salutare tutte le persone che hanno resistito tutta la sera, quindi vuol dire che c'è tanta voglia di normalità, tutti noi abbiamo voglia di normalità. Per le ragazze mi dispiace perché potrò dare la fascia solo a una di loro, vorrei fare 36 pezzettini, darli un po' a tutti, però il regolamento è così, quindi, però ho sentito che sono tutte impegnate soprattutto nello studio perché sono ancora giovanissime, e tra l'altro ho notato che ci sono diversi tipi di studi. Ai miei tempi c'erano ragionieri, c'erano le maestre, adesso c'è tutte queste cose interessanti, quindi nuovi mestieri, nuovi lavori per queste ragazze, quindi tanti, come ho detto prima, tanti auguri per il loro futuro, indipendentemente che sia nello spettacolo o in altre cose. Quindi io sono pronto. Allora, io sul palco vorrei Elisa Checchin, Miss Veneto 2019, le chiamiamo tutte, dai. Poi sarà Francesca Toffanin, Miss Veneto 2020, perché sarà lei a consegnare la corona ovviamente. E poi Paola Rizzotti, ci sei? Paola Rizzotti, titolare agenzia modashow.it. Vieni, ci sei? Sì. Ecco, vieni al centro, titolare agenzia modashow.it, è lei che con tanta passione segue questi eventi, li organizza, segue queste ragazze. Com'è andata, Paola? Beh, sai che io la serata finale di Miss Veneto non nascondo sempre una grande emozione. Mi saluto con queste ragazze con le quali abbiamo vissuto tante serate insieme e mi dispiace veramente perché con alcune di loro è dalla prima selezione che abbiamo fatto, quindi dispiace sempre, però si sa che questo è il protocollo, quindi Miss Veneto ci deve essere e deve essere qui a Jesolo.
Quindi cosa dico? Il mio grazie al Comune di Jesolo, a tutto il vostro personale, a tutto il vostro staff, ma il mio grazie più sentito va alle ragazze, ma soprattutto ai loro familiari, perché che sono tutti in questa zona, li abbiamo sistemati perché veramente le hanno e ci hanno seguiti con tanto affetto, con tanta passione, con tanta pazienza soprattutto. Quindi il mio grazie e in bocca al lupo a tutte, davvero, vi porto tutto nel cuore come ho sempre fatto. Grazie. Paola, vieni di qua, dividiamoci un attimo, lasciamo lo spazio centrale. Io mi butterei giù per non oscurare le ragazze, ma non posso, mi farei anche male. Poi il sindaco dice no, bisogna rispettare le normative di sicurezza. Grazie anche allo staff del comune, la vostra squadra per i lavori, per preparare, per allestire, grazie, sono davvero preziosissimi. Bene, è arrivato il momento di eleggere Miss Veneto. Io ce l'ho qui, scritta. Miss Veneto 2021, che chiude questo percorso straordinario, sicuramente per noi, che siamo tornati a trovarvi nelle piazze, nelle vostre città, e per noi è un motivo di soddisfazione ed emozione essere a Jesolo, perché per noi questa serata ha un significato che va forse oltre l'elezione di Miss Veneto, per quello che siamo molto felici di questo. Miss Veneto 2021 è la concorrente numero 35, Nicole Cogo, lei al centro del palco per prendere la fascia dal sindaco, e poi Paola passi la corona alla Francesca Toffanin che la passa a Nicole. Tenete la distanza, ma facciamo togliere, tra l'altro c'è un'altra cosa da fare a questo punto, perché Nicole è una titolata regionale, l'abbiamo vista prima, ha vinto il titolo di Miss Cinema ieri sera, quindi c'è un rinfrescato. Nicole, la passerella, vai, abbiamo le telecamere. Bene, però non è finita qui, perché Nicole è una titolata regionale e quindi c'è un ripescaggio, come si dice, perché, cara Nicole, non è che puoi avere Miss Veneto, Miss Cinema, basta, Miss Veneto, adesso Miss Cinema lo assegniamo, sempre al sindaco diamo la fascia, sì. Miss Cinema Veneto va alla concorrente numero 16, Marianna Marsura. Dov'è? È lei! Bene, io con questi ospiti, vai la passerella, certo. Andiamo da quella parte, c'è i fotografi, prego. Erika B, c'è Erika? Elisa Checchin, Miss Veneto 2019, che vedo ancora commossa. E vai, fai la passerella anche tu, dai, ci mancherebbe. Poi Francesca Toffanin, Miss Veneto 2020. La di Miss Veneto con il sindaco di Jesolo, Mario Zoggia.
grazie Paola, grazie davvero per il lavoro straordinario che fate, grazie alle nostre miss, adesso li facciamo davvero rientrare tutti quanti, grazie. Grazie, un applauso per loro, facciamo rientrare anche le nostre ragazze. Oh, no, facciamo così, chiudiamo con loro, state qui. Io lo so che sono stanche, però io le voglio tenere qui sul palco perché ci siamo divertiti. Vi siete divertiti? Com'è andata? Ah, fate l'applauso, questo applauso va a voi, va a Jesolo, va al comune, va a tutti coloro che hanno lavorato e tutti coloro che hanno reso possibile questa serata che per noi è stata davvero molto molto importante. Siamo tornati con Miss Italia a Jesolo, è un'altra ripartenza e questo ci fa molto piacere. Ciao a tutti da Michele, arrivederci alla prossima, ciao, grazie, grazie. Amici di Ferro Team, l'ultima tappa, l'ultima finale regionale è stata conclusa. Nicole Cogo, la nostra Miss Veneto in carica, complimenti. Grazie. Veramente, stava per svenire quando l'hanno nominata, l'abbiamo vista noi dalla diretta, abbiamo detto Nicole è viva, non l'avevamo già vista per terra probabilmente. Complimenti, come ti senti? Emozionata, l'unica cosa che posso dire è questa. Non abbiamo parole questa sera, veramente. Ma, cioè, alla fine, allora, un piccolo remake, ha partecipato, ha vinto, prima volta. Non è riuscita a venire alla finale regionale, ha fatto la seconda passata, ha detto ma sì dai proviamo anche Miss Veneto, è arrivata Miss Veneto, arriviamo a Miss Italia? Magari, non puntiamo troppo in alto. Ma no, ma bisogna puntare in alto nella vita, bisogna sempre ricordarsi questa cosa, più si punta in alto, più è facile raggiungere, ormai non bisogna partecipare alle cose per dire ma sì arrivo seconda, sempre il primo, sempre perennemente. Complimenti Nick, sei stata veramente meravigliosa, coronami l'una su di testa veramente bene, questa fascia ti sta un incanto. Il prossimo anno saremo qua, come è stata Francesca, dovrai cedere la fascia ma per te manca ancora molto, ne manca molto. Dovrei preparare la valigia adesso? Bisogna. Sei via 20 giorni? Se tutto va bene, sì. Se tutto va bene, se tutto va bene. La laurea come va? La laurea sta procedendo, perché noi ricordiamo che la nostra splendida Nicole Cogo comunque in tutto ciò si sta laureando, quindi ne sta facendo di cose in questo momento che sono veramente, veramente toste. Complimenti tesoro, Grazie. bravissima. Sì, grazie mille.